Salvatore Mannuzzu. Mannuzzu è stato un personaggio molto singolare nella storia della cultura italiana, nato nel 1930, morto a Sassari nel 2019, ha fatto di mestiere il magistrato. È stato un giudice dell'Italia repubblicana e ha scritto cose importanti sul piano delle leggi. È stato deputato del PC per 3 legislature consecutive, scrivendo, perché di fatto si definiva credente, tenendo per molti anni una rubrica su Avvenire molto bella, devo dire, di grande saggezza e di grande misura. Ricordo un suo articolo di cui parlai molto a lungo con lui, perché grazie al fatto di fare la rivista Linea d'Ombra lo convocai spesso, lo feci scrivere spesso, pubblicai delle sue cose spesso, lo intervistai. Quando andavo in Sardegna ero a Sassari, ci si vedeva tranquillamente, e perché c'è stato un periodo in cui la Sardegna ha dato alla cultura italiana dei contributi straordinari, gli anni che poi hanno portato Soru al governo dell'isola, gli anni di un risveglio che sul piano letterario ha avuto 2 giovani scrittrici di talento, subito tradotte, scoperte da Ginevra Bompiani, scoperte da Gallimari in Francia, eccetera, e degli scrittori maschi, di cui 3 di grandissimo livello, insieme a Mannuzzu, Giulio Angioni, cagliaritano, e Todde, che scriveva degli strani romanzi polizieschi ambientati nell'Ottocento, tra Napoli e la Sardegna, su cui sarà bene ritornare, perché è uno dei pochi grandi scrittori, anche sardi, che si siano dedicati al giallo, inventando un modo di fare un'indagine poliziesca che fosse anche un'indagine storica, che fosse anche un'indagine economica, un'indagine politica. Per esempio, in alcuni di questi romanzi è fortissimo il confronto tra l'isola e siccome si svolgono alla fine dell'Ottocento, sono anche romanzi storici, tra l'isola e il Piemonte, tra l'isola e il retroterra offerto all'isola da Genova, con la quale i rapporti sono stati intensissimi, come si può immaginare, perché i sardi, Genova era a 2 passi, Roma era molto lontana. Occorre metterli nella impossibilità di nuocere, qualsiasi sistema è buono, ci vuole la caccia grossa, non possiamo permettere il lusso delle garanzie, e quindi insomma l'assedio di interi paesi, ma insomma sistemi di repressione drastici, ecco il confino. C'era un altro movimento d'opinione che non soltanto per esigenza di garanzie e di fedeltà alle norme di garanzia della Costituzione, secondo noi l'unico sistema di rispondere a questa condizione di infelicità generale, a questo malessere, era appunto modificare, riformare la condizione della Sardegna, agendo sull'economia. Questa esigenza di riforme poi è stata recepita dal Parlamento, perché c'è stata una commissione d'inchiesta, la commissione Medici, la quale ha indagato a lungo e poi alla fine si è espressa con una relazione che resta un documento importante per la Sardegna, in cui a seguito dell'analisi poi si facevano delle proposte. Mannuzzu, deputato PC per 3 legislature, autore di libri pare molto importanti sul piano del diritto, delle leggi, su quello che era, lui insegnava all'università, è stato in odore di diventare ministro in un certo periodo, ma ha scritto
soprattutto ci teneva ai suoi romanzi. Questi romanzi sono molto belli, piuttosto cupi. Non aveva un carattere molto vitale Mannuzzo, diventando suo amico un po' l'ho capito. Lui ha avuto un fratello, Mannuzzo non era particolarmente bello e sapeva di non esserlo. Ecco, aveva un fratello più giovane di lui o più vecchio, non ricordo, che pare fosse bellissimo, un grande sciupafemmine che morì malamente per storie di donne, che è stato un po' un suo incubo, ispirazione, amore e nello stesso tempo volontà di distaccarsi. Nel 1988 Einaudi gli pubblica un romanzo, Procedura. Già il nome, no? Indica che si tratta di un discorso giudiziario, un'inchiesta, ma un'inchiesta condotta con i modi dell'inchiesta giudiziaria. C'è un giudice, il protagonista è qualcuno che appartiene alla giustizia, che racconta gli anni del terrorismo e lo fa con una misura e con una pulizia assolutamente rara. Un altro romanzo suo molto bello è Un morso di formica, uscito nel 1989, con protagonisti due uomini, amici e rivali, e infine i racconti del 92 di un libro di racconti, anche questo bello come Procedura a mio parere, anche questo con un sottofondo chiaramente autobiografico che lui non nascondeva, un libro del 92 di racconti che si chiama La figlia perduta. È il suo legame, il suo conflitto con una figlia che si ribella al padre, che se ne va in America, che ha una sua vita, una sua storia altrove e lontano da lui. Basterebbe Procedura e La figlia perduta per collocare Mannuzzo tra gli scrittori più interessanti di quel periodo. Io credo che poi ovviamente ho avuto l'onore di scrivere la prefazione, insomma l'ho conosciuto molto bene, l'ho fatto dei convegni, l'ho presentato perfino a Sassari in pubblico e all'università per qualche onorificenza che gli dettero, lui volle che fossi io ad andare a fare l'elogio. Anima in pena, originale radiofonico di Salvatore Mannuzzu. Bianco come? Bianco bianco, come non ho mai visto un impermeabile. Allora non sarà un impermeabile. Magari, che so, il grembiule di un macellaio, il camice di un infermiere. Ha la faccia da macellaio o da infermiere. Sì, e ogni mattina fra le 7 e le 8 viaggia in grembiule o in camice sul traghetto. Ma se ti dico che è un impermeabile, un vero impermeabile, la spegneresti quella tua radiolina. Non c'è nulla di peggio della musica mentre si sta a letto. Per il resto ha la faccia di un qualsiasi ragazzo. In questa fioritura di una letteratura sarda molto vivace negli anni 70, di cui negli anni 80 ho tenuto debitamente conto, meritando la riconoscenza di molti amici sardi, facendo un numero speciale di Lo Straniero, della rivista Lo Straniero, dedicato alla Sardegna di quegli anni, che era veramente una fucina di cose importanti, dalla fotografia al cinema, Mereu e altri, alla letteratura
e questo non solo a Cagliari e a Sassari, ma anche nelle province, a Nuoro per esempio ancora. Di Nuoro tra l'altro è il più grande scrittore sardo del dopoguerra, Satta, che ha scritto uno dei rari capolavori della letteratura italiana del dopoguerra, e su Satta magari in futuro varrà la pena di tornare. Però volevo parlare di Alberto Capitta. Capitta è una specie di García Márquez italiano. Romanzi che vanno nel favoloso, anche se partono da dati storici precisi e raccontano una Sardegna precisa, però legata moltissimo alla campagna, ai boschi, alla natura. Capitta è uno scrittore di primo ordine che, ahimè, sia per la fiacchezza e mediocrità della critica, sia per la inesistenza della curiosità sul fronte delle università, degli studi universitari, non è mai stato apprezzato come merita, come ha meritato e come continua a meritare. Adesso è qualche anno che non vedo suoi libri, non mi arrivano dei suoi libri, ma spero che continui a scrivere, perché veramente è uno dei pochi che vale la pena di seguire. Anna, ho paura, ho paura, ho paura, ho paura, ho paura. Poi mi ha chiesto del denaro. Gli ho dato 300.000 lire. E da quella sera, sabato, non l'ho più visto. Posso dirti una cosa adesso? Dimmela. Non ci crederai, ma la gelosia non c'entra. Sì, un tempo sono stato parecchio geloso. Ora però non lo sono più. Affatto. Nemmeno mi sembra possibile, se penso a quegli anni lontani. E non è perché non ti voglio più bene. Comunque non potrei mai essere geloso di uno così. L'altro grande scrittore sardo, il più giovane, quello dalla vita più disgraziata, è stato Sergio Azzeni. Sergio Azzeni era affascinato anche lui dalla letteratura latinoamericana. Si era creato in quegli anni un rapporto molto diretto tra il continente latinoamericano, dal Messico all'Argentina, e la Sardegna. Questo afflato, questa vicinanza, questa simpatia dei sardi per quei modelli comportò anche degli equivoci. Per esempio l'equivoco che Feltrinelliano che fosse possibile trasferire nella Sardegna la guerriglia latinoamericana guevarista. Ci provò lui e ci hanno provato altri con fallimenti tremendi. Però appunto c'è questo legame fortissimo oggi ancora in Capitta, e c'è questa venatura, come dire, che va verso il fantastico nella letteratura sarda, che è assente dalla letteratura